Noi siamo assolutamente concordi, mi spiace per quelli che si stracciano le vesti, che dicono che così non esiste, però dico che sostanzialmente è giusto che ci sia anche questo rigore. Il protocollo che detta nuove regole per i richiedenti asilo ha avuto come primo risultato lo scontro durissimo fra gli oltre un centinaio di avvocati aderenti a Giuristi Democratici e all'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione e l'Ordine degli Avvocati di Venezia, che quel documento ha sottoscritto con il Presidente del Tribunale. Nella nota di chiarimento pubblicata da questi ultimi si precisa come l'intento del documento sia quello di assicurare una gestione dei procedimenti maggiormente efficiente, ma non è bastato a rincuorare gli animi che, se possibile, si sono ancor più surriscaldati. Fra le questioni dibattute che hanno fatto gridare allo scandalo, quella delle certificazioni mediche, ritenuta una discriminazione bella e buona. Ma sulla vicenda l'opinione pubblica e il mondo della politica sono divisi. Per il presidente della regione Luca Zaia quel protocollo è sensato e tutt'altro che discriminatorio. Stiamo parlando anche di cittadini che vengono da contesti del mondo e da paesi nei quali non ci sono profilassi, non ci sono, diciamo, quelle attività di prevenzione che magari in altri paesi si fanno. Quindi io non ci vedo nulla di scandaloso rispetto a quello che hanno scelto di fare al Tribunale di Venezia. Il livello di tensione resta comunque alto. ASGI e giuristi democratici chiedono all'Ordine degli Avvocati e al Presidente del Tribunale di Venezia di non attivare il protocollo, auspicando un incontro per discutere e condividere possibili soluzioni razionali ed eque.